trovare le pizzerie accessibili è possibile. Trovare un bagno attrezzato è quasi impossibile. Allora, ci sono molte barriere architettoniche che riguardano noi disabili in carrozzina, oltre che negli edifici pubblici, anche in quelli privati, sia case che palazzi, anche di nuova costruzione. Penso che consentire a tutti di muoversi con i mezzi pubblici per arrivare dovunque sia basilare, oltre che civile, così come lo è muoversi in carrozzina da soli nella propria città, senza fare le gincane fra marciapiedi senza scivoli o ingombri di macchine. Stadini, stadini, stadini e poche rampe. Ho un bel ricordo delle scuole elementari perché la mia maestra ha favorito la mia integrazione facendomi partecipare a tutte le attività insieme a tutti i miei compagni di classe. Frequento le superiori, mi sono sempre trovato bene con i compagni e i professori e per fortuna ho almeno un insegnante di sostegno fisso e questa è una cosa fondamentale. A me piacerebbe vivere in un paese dove non ci fossero differenze territoriali per l'accesso alle cure e all'assistenza. Quando ci si trova in ospedale, ricoverati per brevi o lunghi tempi, è difficile trovare del personale che sia preparato ad avere dei pazienti con problematiche gravi come le nostre, di non autosufficienza. Il lavoro è importante per le persone disabili, perché ogni competenza, piccola o grande, può aiutare la persona stessa nel compiere dei lavori con più serietà e allo stesso tempo aiutare la società. La mia esperienza lavorativa mi ha permesso, confrontandomi con i miei colleghi, di essere più autonoma e più sicura. È importante che i disabili si impegnino in prima persona nella vita sociale, culturale e politica del Paese. Nelle scuole, come volontario della UDM, e racconto la mia storia. Come esperienza è molto bella. Sono stato al centro estivo quest'anno per insegnare un po' di grafica ai ragazzi e ai bambini. Da quando ero bambino frequento il centro estivo e da 2 anni ho scelto di fare l'animatore per aiutare i bambini, per dare il mio aiuto a mandare avanti un'esperienza molto bella. Mi bello del concerto se non ti mettono in un angolo vicino ai bagni. Lo sport è importante per tutti, soprattutto per le persone disabili, perché fare parte di una squadra è fondamentale per stare insieme e condividere le nostre problematiche. Allora, lo sport per me è uno svago per stare assieme delle persone. Faccio basking e mi piace perché è uno sport per tutti. È bello fare sport perché ci si diverte insieme. È fondamentale quando si vuole risolvere i problemi inerenti alla disabilità ascoltare i diretti interessati. Sì, mi piace perché che non più riesco a fare dei disegni, che anche chi ha delle difficoltà può fare delle cose belle e interessanti. Non bisogna mai giudicare senza conoscere. Ogni individuo ha le sue caratteristiche e le sue necessità. Idee preconcette confinano ai margini le persone e ritardano le relazioni,
che mettono in luce chi si ha di fronte. Una persona disabile non va confusa con la sua disabilità. La vita indipendente migliora la qualità di vita per una persona con disabilità e questo si raggiunge se sostenuta da adeguati finanziamenti. Per chi vuole una vita indipendente, vive da solo, c'è molta difficoltà nel trovare del personale adatto che ti possa dare un aiuto a dei costi minimi e con un lavoro continuativo e a lungo termine. Emancipazione è realizzazione di se stesse nella vita, raggiungere obiettivi che gratifichino e una maggiore consapevolezza di sé porta verso l'autonomia. La si raggiunge con istruzione e conoscenza e chiunque, con le sue possibilità, ha il diritto di ottenerla. Ciao a tutti, io sono Alessandra e lei è la mia sorella Sofia. Il mio modo di avere è serio e Olga. Ciao.